Amici di Sportisili, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 17 del campionato di Serie C1 Girone A che vede scendere in campo Palermo Futsal Club e Atletico Monreale. Palla a tagliare, Sgarlata sul destro, calcia e non trova la porta. Sicuramente uno dovrebbe essere Lopez perché Corsino è un centrale. Tanto Nicchia ricopre il pallone, Nicchia, salta l'uomo, Nicchia! Alessandro Nicchia! Approfitta forse di un problema nella difesa dell'Atletico Monreale. Viruso è molto arrabbiato, Nicchia non sbaglia col mancino, Viruso non ha nemmeno tentato quasi la parata. Viruso potrebbe calciare, questa volta lo fa! E la palla non entra veramente per pochissimo. Ha faticato, la tira e calcia con la punta, deviazione nuovamente, passa Nanti! Frega tutti e pareggia i conti per l'Atletico Monreale. Un buco in difesa, 1-1. Funziona la giocata, dichiara, c'è dall'altra parte, Gennaro riceve, Gennaro, Verroso! Prima parata del portiere, che cerca adesso il lancio lungo per Sgarlata che mette giù! E nel giro di una ripartenza ribalta tutto l'Atletico con Vincenzo Sgarlata, fa 1-2. Vai il passaggio, Gennaro capisce tutto, Gennaro, Verroso! Va a terra perfettamente, poteva forse servire il compagno. Lowati, se punta, lo fa, Lowati va sul destro, vince il rimpallo, Lowati ancora apertura, Lucchese! Fabio Lucchese! D'Atletico Monreale ad Atletico Monreale! Ancora Fabio Lucchese, ma che palla geniale di Monder Lowati! Sgarlata si dimentica il pallone, Chinnici per Sujon, Ali Sujon, palla geniale del 10 del mago Lorenzo Chinnici, quinto gol in campionato, 3-2. Che è un pallone pesantissimo, va a Presti, Giacomo! Perfetto, sotto l'incrocio, non la può prendere mai San Martino. Marino cerca un secondo palo che non c'è. Marino ancora per Passanante, che trova ancora quell'angolino lì e fa 3-4. Sujon, schema, Corsino, impatta bene ma non troppo. Sgarlata ancora, c'è il tacco illuminante ancora una volta per Marino che mette dentro, faticato da 2 passi, 3-5. Scucchiata perso Gennaro, molto bravo, affaticato, la palla è ancora in campo Sujon ed è 4-5, subito Sujon, gran palla di Gennaro che ci ha creduto fino all'ultimo. L'attaccata, Presti, Giacomo, Nicchia ancora, sta giocando bene Nicchia, calcia Nicchia che non trova l'incrocio ma se l'era costruita benissimo, intanto fuori di Chiara San Martino. Palla su Gennaro che sguscia via, Gennaro! Veruto, non ci arriva! Gennaro! La tocca, quel poco che basta! Ed è assist di San Martino, il secondo del campionato. Torna Gennaro, fa gol ed è anche doppia cifra. Che lui fa, Virruso, poi avanza, deve anche calciare, Virruso, apertura per Fuschi, rientra Fuschi, Virruso, San Martino! Addirittura la blocca! Poi Fuschi saggiamente si mette davanti, sta bene, Lowati cambia campo, Gennaro deve calciare, Gennaro, non calcia, ma giù non c'è nulla. In ogni parte del campo Chinnici riesce il dribbling, la tiene fuori in campo, Chinnici rinta sul suo sinistro, poi apertura, Lowati ancora, Lowati per Gennaro! E la palla non è entrata. Con Viruso che la tiene sulla linea, poi contropiede, Sgarlata, apertura, passa Nanti, secondo palo Martinez! Ed è 5-6. Centrale da faticato, non lo vuole fareggiare Chinnici, palla che comunque passa per Sgarlata, illuminante, Sgarlata! 5-7, non sbaglia mai Sgarlata. I compagni. Chinnici sbaglia tutto, Nicchia anticipato da Passannanti che va come un treno e fa 5-8. La Fiura, Corsino, Nicchia, Verruso, cosa ha preso? Poi Lucchese con la punta, Virruso ancora. Sujon vuole fare tutto solo il vancheggio. Poi Virruso cerca pure la porta, Virruso! E fa 5-9, la chiusa. Ma non basta, Sujon. E poi va bene così perché finisce la partita, vince l'Atletico Monreale con il risultato di 5-9 e fa un balzo gigantesco in classifica.